Stavo attraversando, appunto, erano le 2 di pomeriggio, quindi stavo per andare in direzione comunque pedonale, dove appunto ho visto questa mamma che con fatica stava cercando di attraversare le strisce pedonali e il mio gesto che mi era venuto in quel momento era comunque darle una mano, un supporto che potesse anche essere trasportare io la carrozzina. Mai pensato comunque di vedere comunque poi nella direzione opposta un'auto, tra l'altro a parte anche la velocità in cui andava, di sfrecciare a tutta corsa. Non ci ha pensato un attimo Federica Marinaro. Ha spinto la mamma, che stava attraversando con fatica le strisce pedonali davanti alla chiesa di Sant'Ignazio a Montà, popoloso quartiere di Padova, riuscendo a evitare che sia lei che la figlia di appena 2 anni, che vive grazie a un respiratore per una malformazione genetica ai polmoni, fossero investite dall'auto, un Audi, che non si è neppure fermata. Una via molto pericolosa, via Montà, strada di attraversamento e di quartiere, dove il limite dei 50 km/h spesso viene ignorato. Un gesto istintivo quello di Federica. Non ci ho pensato in quegli istanti, in quel momento c'era di fare il mio dovere, quindi comunque di aiutare quella persona in difficoltà. Mi sono io fiondata in mezzo alle strisce pedonali proprio per aiutare quella mamma, ma ripetiamolo, quella bambina comunque di 2 anni. Mai avrebbe pensato Federica che il grazie della mamma, che ha raccontato il fatto sui social, potesse trasformarsi in odio da tastiera, con insulti pesanti e molto offensivi nei confronti suoi, della mamma e della bambina. Sono partiti comunque dei commenti, i primi che mi hanno scritto tra l'altro dicevano peccato che non sono diventata comunque io invalida come la bambina, o ancora comunque del gesto che facesse talmente schifo e non avesse rilevanza. Ma poi si è implementato di più questo odio con ideatori che mi hanno anche augurato purtroppo, come la povera ragazza Giulia Cichettini, la sua tragica fine, diciamo. Ed è questa stata comunque la cosa più eclatante ma anche più scandalosa, se possiamo dire in questo modo. Ed è veramente una cosa che mi fa anche male comunque vederlo e sentirlo anche proprio io personalmente. A mandare una lettera alla nostra redazione la mamma della bambina, con un grazie di cuore a questa giovane e coraggiosa donna. Non intraprenderà alcuna azione legale Federica Marinaro. Da odio nasce odio, teme. Ho paura comunque e settore comunque di incitare di più l'odio già di queste persone che nascono comunque con un'infelicità o non capacità comunque di chiedere aiuto in qualche modo.